Ecco, intanto ne stiamo chiacchierando. Faccio prima una domanda alla Presidente, poi andiamo a bomba sull'Arcella, visto che è una zona rossa, calda. Calda. Allora, Presidente. Vista la temperatura di esatto, viste le temperature. Investire nell'immobile, quali sono gli immobili che vanno di più, che sono più richiesti? Trilocali, quadrilocali, piccoli, che metrature? Cosa va di più? Beh, io ritengo che in questo momento l'immobile, sicuramente il bilocale ha sempre avuto la sua storia e continua ad andare, ma in questo momento l'immobile, il taglio medio, il 2 camere è l'immobile, voglio dire, più richiesto e secondo me quello che si fatica più a trovare. Anche. Si fatica più a trovare. Ma quindi le persone cercano qualcosa di più ampio rispetto alle proprie dimensioni di famiglia o rispetto a una volta, oppure comunque contenuto perché i prezzi sono alti? Allora, se noi, Elena, stiamo a guardare i prezzi, parliamo 2007-2008, probabilmente non sono mai stati così bassi, perché in quegli anni, voglio dire, abbiamo raggiunto degli apici pazzeschi. Sì, il mercato è più in fermento e quindi i prezzi stanno lievitando un pochino, però comunque il mattone, voglio dire, in questo momento dà degli ottimi risultati, sia da un punto di investimento, quindi redditività per l'affitto, sia comunque se la persona lo vuole acquistare, tenere per sé e poi rivenderlo tra un po' d'anni. Il mattone non ha mai, a parte la grande crisi che c'è stata e che è stato un evento eccezionale, non ha mai, voglio dire, deluso nessuno. Certo. Quindi in banca io sinceramente i soldi non li terrei, perché comunque che rendite ci danno in banca. Quindi questa è una valutazione da fare. Magari dopo parliamo anche della classificazione energetica, che ci è stata chiesta anche questa, che è un'altra cosa interessante. Volevo sapere, per quanto riguarda le zone, un attimo che c'è un messaggio, migliorare i trasporti pubblici, rendere efficaci negli spostamenti porta un valore aggiunto al sistema abitativo, esattamente come ha detto la signora in studio, bisogna cambiare mentalità e pensare che l'auto sia un deterrente, non un vantaggio. E quindi a valore quanto diceva lei. Certo. Zona Arcella, che zona è? Le spiega anche per chi ci ascolta da Verona magari, che non conosce. Certo, la zona Arcella di recente è stata classificata come zona rossa di Padova, zona rossa di Padova, quindi soggetta a controlli, zona quindi pericolosa, e credo che sia stato fatto molto rumore per niente, o sia stato dato un messaggio un po' distorto. Se si voleva controllare sicuramente di più la zona, ben venga. Molti, ho sentito discorsi, quindi immobili che si svalutano perché è una zona pericolosa. Io direi semmai è una zona, gli immobili si rivalutano perché la zona ha più controlli, quindi c'è più sicurezza. Poi che sia una zona pericolosa mi sento dire assolutamente no. Io ci sono nato, ci vivo, ci lavoro e non vedo quello che come è stato così spiegato. Poi è vero, ci sono delle situazioni, ma Arcella è grande, è una città nella città, ci sono delle situazioni dove qualcuno, so che adesso c'è qualcuno che la pensa in modo contrario perché ha gli spacciatori sotto casa, posso capirlo, ma gli spacciatori sotto casa non sono l'Arcella, quindi classificare e cercare di svalutare una zona perché in una parte di essa c'è qualcosa che non va, non sono d'accordo, la polizia interviene e quelli andranno dall'altra parte, perché purtroppo questo è un problema diverso, non è la zona che è una zona rossa. Io mi sento di dire assolutamente, se dovete investire, l'Arcella è un'ottima zona, tant'è che chi abita all'Arcella non vuole andare via dall'Arcella. La collega prima diceva che in questo momento stiamo attraversando un momento un po' difficile di mercato, dove i 2 e 3 camere non ci sono, c'è meno offerta nel mercato. Quando ci sono in zona Arcella durano un giorno, 2 giorni, una settimana, per cui è una zona che è richiesta, servita, scuole, mezzi, autobus, servizi sociali. Certo, quindi questo è importante. Vuole aggiungere qualcosa? Sì, no, sono assolutamente d'accordo con il Presidente regionale, con Torresan, perché comunque ne abbiamo parlato molto quando sono usciti i primi articoli, interveniamo, non interveniamo, facciamo degli articoli sul giornale, eccetera. Noi siamo stati tutti concordi sul fatto
che effettivamente più controllo, io sinceramente mi sento più tranquilla. Noi lo diciamo sempre, quando andiamo a Roma in Consiglio nazionale, eccetera, che ormai troviamo militari dappertutto, in ogni angolo. Io sinceramente, personalmente, mi sento più protetta. Quindi è come si dà la notizia e come il taglio che si vuole dare alla notizia, no? Per cui io, quello che dice Torresan, ne sono assolutamente quindi più presidiato è un territorio, più dopo diventa un deterrente per compiere. Ma certo, perché comunque è giusto che comunque, anche perché altrimenti ci lamentiamo sempre e comunque per qualsiasi cosa. Se non abbiamo, voglio dire, protezione, ci lamentiamo perché non c'è protezione. Se ce n'è, perché comunque non va bene, ci sentiamo, quella zona viene svalutata. Io direi, voglio dire, che essendoci più protezione diventa un deterrente per un certo tipo di persone che comunque, per quanto poco, le situazioni poi sono momentaneamente, vengono spostate da una zona ad un'altra, perché comunque se non troviamo delle politiche sociali diverse per queste persone, il problema ce lo ritroviamo sicuramente. Ecco, a livello regionale ci sono, un attimo c'è un messaggio, il mattone è sempre il migliore investimento e me ne rendo conto con gli affitti che percepisco e non sono locazioni turistiche. Certo. Questo un po' effettivamente, tolte le tasse da pagare eccetera, effettivamente può essere. Credo che un affitto, per quanto piccolo possa essere, sicuramente rende più del 3-4% all'anno. Quindi già è un immobile che si rivaluta nel tempo, anche se a volte ci sono state quelle discese e quelle ascese nel mercato immobiliare, come ci sono in borsa, però sono più controllabili. Certo. E in Veneto qual è la situazione? Ci sono delle realtà più, un altro messaggio, più interessanti di altre? Faccio la domanda e dentro leggo anche il messaggio. In certe zone a Padova o nell'immediata periferia trovi trilocali a 150.000 euro con poco da ristrutturare e hai 2 camere da letto da affittare almeno a 500 euro al mese ognuna, o forse sbaglio? Allora, se si riferisce a 500 euro a stanza, cominciamo a parlare allora di immobili destinati agli universitari. Però attenzione, anche qui comunque io dico, cioè la stanza 500 euro non sono pochissimi, per cui dipende come si presenta l'immobile, dipende come viene offerto. Anche in questa situazione diversificare sempre, perché comunque nei prossimi anni avremo un'immissione nel mercato di immobili destinati agli studenti, quindi studentati, che non sarà indifferente, che quindi ci porterà da una situazione ad un'altra completamente diversa. Certo. Comunque sì, l'affitto destinato agli studenti sono gli affitti più brevi, sicuramente, però comunque locare un immobile è comunque, dobbiamo anche far presente che è comunque un lavoro, cioè è un investimento, però è un lavoro perché l'immobile va curato, va tenuto manutentato e presentato in una certa maniera. Allora posso permettermi di chiedere anche determinate cifre, però se rimaniamo a tanti immobili del centro storico che non sono più stati né ristrutturati, che vengono ancora offerti, perché io mi ritrovo con tanti studenti che si ritrovano che mi chiedono l'immobile nuovo da locare, perché comunque quello dove sono è un immobile che ha riscaldamento che non funziona, i serramenti che sono ancora quelli con il vetro singolo, c'è grande dispersione e quindi lo studente comincia ad essere anche attento, anche perché alle spalle hanno delle famiglie che li mantengono e che credo che uno stipendio per mantenerli in un'altra città venga speso. Assolutamente. E a questo punto, vetro singolo, solamente riqualificazione energetica, pesa nel mercato, ha un valore, viene conteggiata l'investimento nel ristrutturare, adesso che non c'è più il 110 eccetera, il gioco vale la candela oppure siamo lì? Cioè posso ricaricare tanto l'immobile, vuoi nell'affitto, vuoi nella vendita, dal momento in cui uno ha fatto certi lavori che non sono acqua fresca? Allora, è indubbio che c'è un'attenzione maggiore per gli immobili efficientati.
Vuol dire che quando c'è l'acquirente, l'investitore che vuole acquistare un immobile vecchio, vetusto, fa i conti con quanto potrebbe costare la ristrutturazione per efficientare l'immobile, e questo porta molto spesso a un'offerta minore del prezzo di mercato dell'immobile stesso. Sì, ma se conta la zona e uno dice... Certo. E quindi cos'è che conta di più? Che valore ha nel calcolo delle... Sicuramente uno dice, se c'è un immobile efficientato, per esempio chi ha fatto il 110, non vado incontro a determinate spese nel tempo, quindi manutenzione minore. Quindi il prezzo però sarà anche più alto. Sì, più alto, però non è alto quanto l'investimento che è stato fatto. Perché questo è il fatto. a volte ci troviamo su immobili che hanno fatto il 110, hanno fatto il 110, non è che hanno speso, hanno ricevuto in proporzione 50-60 mila euro per appartamento e questo vale 50-60 mila euro in più. Corretto. No, varrà quei 10 mila euro in più. Poi, siccome ha delle caratteristiche migliori rispetto ad altri che non hanno fatto il 110, andrà venduto prima questo piuttosto che altri appartamenti. Ok, quindi bisogna stare attenti anche a questo tipo di, certo. di situazione. Ultimissima cosa, che siamo un po' in chiusura, la messa a norma degli immobili, che siano, cioè che il venduto corrisponda all'accatastato, è sempre grande. La conformità assolutamente sempre, sì. Questo sono un po' di anni che abbiamo iniziato ad affrontare questo discorso, ci vuole sempre la conformità urbanistico-catastale e lo stato dei luoghi dell'immobile. A Padova è partita? Ma ci viene richiesta comunque nel momento in cui si va dal notaio, per cui nel momento in cui si acquisisce un immobile bisogna verificare assolutamente. La sanatoria è partita perché c'era stata questa sanatoria che doveva partire a step, poi Padova era un po' più indietro. Si riferisce al discorso della legge Salvini? Sì, della legge Salvini. Quella sanatoria però non è una sanatoria che riguardava le piccole, con delle tolleranze, sì. Non, quindi piccole difformità. L'immobile comunque va sempre fatto, prima di metterlo nel mercato, controllato da un tecnico e bisogna verificare queste conformità. E lo fanno anche le agenzie, lo fate voi anche agenzie? Abbiamo ovviamente dei tecnici a cui rivolgerci, assolutamente sì. Quindi questo è importante anche farlo e controllare, certo. Perché tante volte si commettono piccoli errori. Io vi ringrazio di essere venuti, di averci fatto questo aggiornamento, spero che siate soddisfatti delle risposte più o meno alle domande generiche che avete fatto. Comunque in ogni caso esiste FIAIP, potete interpellarlo, FIAIP Padova per il territorio di Padova, ma poi esiste anche FIAIP a livello regionale per altri territori, e intanto buon proseguimento, a presto. Grazie.